Gianni Potti, un appuntamento importante, questa 12ª edizione del Digital Meet che porterà a Padova e non solo, anche in tutta Italia, tanti professori a confrontarsi, tanti esperti. Che cosa rappresenta oggi questo appuntamento? Noi ci battiamo per l'alfabetizzazione digitale da 12 anni e continuiamo la nostra battaglia nonostante l'Italia navighi sempre nelle peggiori posizioni a livello europeo. Oggi siamo 24-25esimi per quello che valgono le classifiche, però la nostra battaglia significa portare l'alfabetizzazione digitale in tutte le regioni italiane, dialogando, spiegando non solo ai giovani ma anche alle persone più anziane l'importanza del conoscere e cavalcare l'onda e non farsi travolgere dall'onda. Farete una proposta al governo, a chi ci comanda per poter portare la digitalizzazione a scuola, che diventi una materia. Questo è assolutamente importante, lo è stato per insegnare l'italiano e gli italiani negli anni 60, negli anni 90 l'inglese che è sbarcato nelle scuole in maniera prepotente, adesso è la volta del digitale, una materia fondamentale per comprendere il futuro. Speriamo che l'Italia non perda questa opportunità.